Ok, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ok, vi chiedo di alzarvi in piedi in questo momento per iniziare a lodare il nostro Signore. E volevo fare una preghiera per iniziare. Signore, ti ringrazio per questa sera, ti ringrazio per averci dato la possibilità di essere qui oggi, Padre. Ti chiedo che tu possa essere in mezzo a noi, il tuo Spirito possa essere in mezzo a noi questa sera, Padre. Che possano essere rivelate tantissime cose nel tuo nome, Signore. Amen. Ok, iniziamo con la prima canzone che si chiama Canterò del tuo amor per sempre, quindi cantiamo tutti insieme. Per me, dalle montagne al mare va, il cuore apre a te che guarigione e libertà mi dai. Io vivo nella verità che ogni giorno gioia dà e sempre canterò del tuo amor per me. Canterò del tuo amor per sempre. Canterò del tuo amor per sempre. Del tuo amor per sempre, canterò del tuo amor. Il fiume del tuo amor per me, dalle montagne al mare va, il cuore apre a te che guarigione e libertà mi dai. Io vivo nella verità che ogni giorno gioia dà e sempre canterò del tuo amor. Canterò del tuo amor per sempre. 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 Sento di ballare per la gioia che ho in me. Se la luce mostrerò, ballerà anche il mondo di gioia come no. Canterò del tuo amore per sempre. Canterò del tuo amore per sempre. Canterò del tuo amore per sempre. Canterò del tuo amor per sempre. Amen. Possiamo cantare di nuovo questa parte? Canterò il tuo amor per sempre. Canterò? Canterò del tuo amor per sempre. Dovete cantare, vai. Canterò del tuo amor per sempre. 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 La prossima canzone si chiama Grande in forza e questa sera un po' parlerò in generale della potenza della gloria di Dio, della forza che Lui ha, del potere che ha nelle nostre vite. Quindi in preparazione a ciò cantiamo questa canzone. Lodino gli angeli, lodi il cielo, ogni creatura celeste lassù. Tutto lodi Dio. Lodino gli astri lucenti del cielo, lodi
Dall'inizio lodino gli angeli, lode ogni creatura celeste, tutto lodi Dio. Lodino gli astri lucenti del cielo, lodino il mare e la terra qua giù, tutto lodi Dio. Grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo. In battaglia, in prodigi, grande in Sion, Re della terra, grande in forza, grande in gloria, grande in grazia, Re del cielo. In battaglia, in prodigi, grande in Sion, Re della terra, il Re. Ti ringrazio grandemente perché tu sei grande, Padre. Ti ringrazio perché tu sei potente. Ti ringrazio perché tu hai il potere di cambiare le vite, Padre. Ti ringrazio perché hai cambiato la vita di ognuno qui oggi, Padre. Ti ringrazio perché so che cambierai altre vite nel tuo nome, Padre. So che ci saranno grandi risvegli spirituali in questo periodo. So che ci sono stati, so che ci saranno e continueranno ad esserci, Padre. E io ti ringrazio grandemente per questo, Signore. Ti ringrazio per quello che sei, per la tua essenza, per la tua sincerità, per il tuo amore nei nostri confronti, Padre, che è l'unica cosa di cui avevo bisogno, Signore. Amen. Sì, mio universo, non voglio darti solo una parte del mio tempo, o dare a te un giorno solamente. Sì, mio universo, non voglio dare le parole come gocce, ma un diluvio d'adorazione e di lode. Sì, mio universo, sì, ogni mio pensiero e desiderio, la mattina sì, il mio primo respiro e la luce nel mio cuore. Sì, il mio universo, sì, ogni mio pensiero e desiderio, la presenza tua è la mia forza. Oh Gesù, sei il mio anelito. Sì, il mio universo, non voglio darti solo una parte dei miei anni, ma voglio che tu regni su mio tempo. Sì, mio universo, la tua volontà io voglio e non la mia. Ed ogni sogno che ho dentro a te la fine. Sì, mio universo, sì, mio universo, sì, ogni mio pensiero e desiderio, la mattina sì, il mio primo respiro e la luce nel mio cuore. Sì, mio universo,
presenza. La presenza tua è la mia forza. Oh Gesù, sei mio anelito, sì, il mio universo. Sì, il mio universo. Sì, il mio universo. Amen. E questa sera è un po' particolare perché questa settimana, un attimo che trovo il testo della canzone. Ok, questa settimana il Signore mi ha parlato, non solo questa settimana, ma questa settimana in modo particolare, e mi ha detto di raccontarvi una cosa di me. E questa settimana stavo parlando con mia nonna e parlando con lei è venuto fuori il discorso del mio bisnonno Alessandri. E io mi ricordo, io ho avuto la fortuna di poterlo conoscere quelle volte che sono andata in Brasile, adesso grazie a Dio e alla sua presenza. E mi ricordo che un particolare di lui è che ogni volta che lo vedevo, lo sentivo parlare di Dio, vedevo come si comportava, ho sempre pensato, io voglio avere la sua fede, voglio essere spiritualmente come lui. E so che tante persone mi dicevano di volerlo essere, di ammirarlo tanto per l'uomo di Dio che era. E allora tra una cosa e l'altra mia nonna mi ha rivelato il fatto che mio nonno non è sempre stato, mio bisnonno non è sempre stato credente. Prima non lo era, fumava e sono sicura facesse tantissime altre cose sbagliate. Ma un giorno, grazie alla conversione di sua moglie, la mia bisnonna, si è convertito anche lui e questo ha cambiato totalmente la loro storia. Ma non solo la loro storia, in quanto Alessandri e Auda, ma la storia della loro famiglia. Perché avete presente le genealogie nella Bibbia? Ecco, io anni fa dicevo le genealogie, questa serie di nomi infiniti, che noia, scusa Signore, però davvero ho capito che le genealogie sono bellissime, perché raccontano la storia di una famiglia, di popoli interi e del fatto che l'amore di Dio sia stato trasmesso di generazione in generazione. Ed è quello che è successo con la mia famiglia. I miei bisnonni si sono convertiti. Loro hanno generato, verbo che usa la Bibbia, hanno generato anche mia nonna, la quale anche lei ha accettato Gesù Cristo. Lei ha avuto dei figli, Marcello e Fabiana mia mamma, Marcello il papà di Monichi. E loro a loro volta hanno generato altri figli e tutte queste persone amano Dio, servono il Signore e sono in chiesa. E io mi emoziono ogni volta che ci penso perché grazie a loro, grazie alla loro scelta di cambiare la storia della loro vita, hanno cambiato la storia della loro famiglia. E io sentivo il bisogno di dirvi questo questa sera, di dirvi che la vostra scelta di accettare Gesù Cristo non è una semplice scelta. Uno, perché è difficile da fare, è difficile accettare Dio e cambiare totalmente, soprattutto per chi magari prima viene da fuori e non da una famiglia cristiana. Ma è una scelta che influenza tutto quello che sarà il vostro futuro come persona e come famiglia. E io do gloria a Dio per la scelta che i miei bisnonni hanno fatto, perché io non sarei qui stasera se loro non avessero cambiato la storia della loro vita. Quindi Dio ha il potere di cambiare le vostre vite, Dio ha il potere di cambiare qualsiasi situazione voi stiate affrontando in questo momento, che sia di bassa autostima, che sia di volere cercare il suicidio, che sia di avere paura di una qualsiasi cosa, che sia masturbazione, che sia pornografia. Dio ha il potere di cambiare tutto quello che state affrontando adesso. E sapete di più, Lui vuole farlo, vuole prendere ognuna delle vostre vite e dire: io voglio cambiarti, voglio fare grandi cose attraverso di te e posso farlo. A noi basta accettare Gesù Cristo, a noi basta accettare che Lui è grande, è l'unico Salvatore della nostra vita e Lui farà potenti cose nella vostra vita. L'ha fatto con i miei bisnonni, l'ha fatto con mia nonna, con Marcello, con Fabiana, con me, con Monichi, con Patrick e Alessandro. Perché non lo farebbe con voi? Lo fa. Quindi credete che Dio ha questa potenza? Bene, accettatelo, accettate questa sua promessa per la vostra vita e Lui vi salverà da tantissime cose.
Cantiamo. Sei la parola dal principio, uno con l'Altissimo. Nella creazione la tua gloria, nella creazione la tua gloria, rivelata in te, Gesù. Che magnifico nome è, che magnifico nome è, il nome di Gesù, mio Re. Che magnifico nome è, incomparabile. Che magnifico nome è, il suo per averci più vicino. Sei sceso in terra qui tra noi, perdonati dal tuo amore, perdonati dal tuo amore. Cosa ci ridi? Che splendido nome, che splendido nome, che splendido nome, il nome di Gesù, mio Re. Che splendido nome, incomparabile. Che splendido nome, il suo nome. Che splendido nome, il suo nome. La morte è vinta, Il velo è spezzato, la tomba è vuota, la tomba è vuota per sempre. il cielo proclama, Il cielo proclama la tua gloria, perché sei risorto, mio Gesù, senza rivali, senza eguali, ora e per sempre tu. Tuo è il regno, tuo è il regno, tua è la gloria, santo è il tuo nome, mio Gesù. Che potente nome, che potente nome, il nome di Gesù, mio Re. Che potente nome, incomparabile. Che potente nome, il suo nome. Che potente nome, chi potente? il suo nome. Che potente nome, il suo nome. Signore, io ti ringrazio per questa sera, ti ringrazio per ogni persona qui oggi, Padre. Ti ringrazio per il tuo amore, ti ringrazio perché non smetti mai di darci amore, Padre. Io ti chiedo che ognuno di noi possa aprire il tuo cuore sempre di più al tuo amore, che possiamo riceverlo, che possiamo farlo nostro e che tu possa rivelarci attraverso questo tantissime cose, Padre, che ogni persona qui possa capire che in te loro hanno un valore, Padre, che tu hai la potenza di cambiare vite, di cambiare situazioni, di ribaltare problemi,
e tantissime altre cose, Signore. Io ti ringrazio perché il tuo potere è così forte che attraverso le nostre scelte di seguire te, di accettare te, Padre, tu puoi influenzare la vita delle persone che stanno al nostro fianco, Padre. Io voglio pregarti questa sera anche per tutte quelle persone, che siano amici, che siano familiari, che ancora non credono in te, Padre. Ti chiedo che loro possano, attraverso le nostre vite, vedere che tu sei l'unico Salvatore, l'unica cosa che può risolvere il vuoto che hanno dentro di loro, Padre. Ti chiedo che possiamo essere lo specchio che riflette la tua immagine, il tuo stile di vita, Signore, e che possano convertirsi tante persone attraverso la nostra vita, Padre. Ti ringrazio perché so che tu puoi farlo, Signore. Amen. Amém. Potete accomodarvi? Adesso è il momento di ascoltare la parola del Signore, quello che Dio ha preparato, ci ha preparato. Invito il pastore Marcelo a venire qua. No? Som. Buonasera. Non lo so, ma non vedo nessuno. Sono troppo lontani, eh? No? È il buio? È così, è un culto giovane, deve essere nel buio, no? Scherzo. È un piacere essere una volta in più qua con voi. E l'ultima volta che ho parlato con voi per quello che era... Cos'è questo? È una macchina? Cos'è? È un giovane arrivando, è bello. L'ultima volta che ho parlato con voi eravamo nel campeggio per quelli che erano nel campeggio, ma ossia da 2 mesi, un po' di più, non lo so. Ma è un piacere essere qua con voi e oggi io parlerò una volta in più con lo stesso argomento che Pastore Caio ha parlato settimana scorsa, ma oggi io vorrei parlare di un prisma, non lo so se posso dire così, di una forma un po' diversa di quelle che il Pastore Caio ha parlato con voi. Settimana scorsa lui ha detto delle cose che influenzano la nostra vita, vero? Come la musica o sia il mondo, cose che viene e cambia la nostra forma di pensare. E oggi io vorrei parlare sulle cose un po' un passo prima di questo, un po' indietro, ma quello che cambia nella nostra vita, che fa che noi possiamo pensare o questa parola è difficile per me, desiderare un suicidio o una cosa così bruttissima. E io non ho portato slide, così io parlerò. Io vorrei che voi aprisse la sua Bibbia, non lo so se tutti voi hanno la Bibbia, no? In Lamentazione 3, 21 fino a 27. Ragazzi, è troppo lontano per me qua, non lo so, posso essere un po' più vicino? È che c'è la camera qua e così, non lo so, rimango qua, va bene, è troppo lontano per me. Hanno trovato tutti? Lamentazione 3, 21 a 27. Facciamo come il campeggio, chi può venire qua e leggere per me, perché il mio italiano non è buono. Ok, vieni. Microfono. Dal 21 al 27. Sì, vuoi? Certo. Prossimo. 10.
Questo voglio chiamare alla mente, per questo voglio sperare. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti. Le sue compassioni non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. L'Eterno è la mia mente. Dico, perciò spererò in Lui. L'Eterno è buono con quelli che sperano in Lui, con l'anima che lo cerca. Buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza dell'Eterno. Buona cosa è per l'uomo portare il giogo nella sua giovinezza. Grazie Monique. Avete mai sentito questi versetti o no? Questi versetti sono molto, molto interessanti. Nel 21, quando io ho letto in italiano non ho capito tanto, ma in portoghese è un versetto che per me sempre viene nella mia testa, che è così: io voglio richiamare alla mia mente questo voglio sperare, sperare e sperare di speranza, vero? È questo. Così tutto che ti dà la speranza è quello che tu devi mettere sulla sua testa. E questo, come Pastore Caio aveva parlato settimana scorsa, c'è questa canzone che ripete come un mantra che viene nella sua testa e ti fa sbagliare. Abbiamo anche questo, che possiamo ripetidamente parlare con Dio. Dio, fa con quelle cose buone, quella cosa che viene da te, viene nella mia testa per darmi speranza, perché io ho bisogno di speranza. E se guardiamo nel versetto 27, cosa dice? Buona cosa è per l'uomo portare il giogo nella sua giovinezza. Ossia, cosa l'autore sta dicendo qua? Perché in questo versetto 27 dice questo? Perché è buono avere questa cosa che succede nella giovinezza? Perché siamo forti. Voi siete forti, io sono già vecchio. Ma è per questo, perché nella nostra gioventù tutto succede. Ossia, stiamo cambiando da una fase dei bimbi per una fase che i nostri ormoni, così? Ormoni? Ok. Il mio aiutante qua che dice, non è sbagliato. Gli ormoni stanno venendo e stiamo cambiando, le femmine stanno diventando di bimba per una donna e i maschi di un bimbo per un uomo. Così è una cosa molto difficile, è una fase difficile. Non sembra, ma io sono stato anche un bimbo, un adolescente. Ma è così, è difficile. E non è solo questa fase, questa parte ormonale che succede. Anche tutto il mondo viene in questa fase provare di mettere cose sulla nostra vita o fare cose che non sono buone. E così dobbiamo imparare di come vivere in questo senso. C'è un'espressione e c'è adesso una generazione che si chiamano adulti coccolati. Fa senso per voi questo? Cos'è gli adulti coccolati? Sono quegli adulti che in tutta la vita sono protetti, non sono mai avuto un problema o tutto quello che desideravano, tutto quello che
vorrebbero era dato a loro. E qualcosa che o i genitori o qualcuno diceva no, loro subito si arrabbiano e gridano e sono adulti coccolati. E guarda, io non sto dicendo della vostra generazione, è la generazione già dei vostri genitori. È una generazione che si chiama oggi, è una generazione riconosciuta come la generazione coccolata. E cosa succede su questo? Che loro hanno imparato così e per questa generazione è anche un po' più difficile e per la prossima generazione più difficile ancora. E dobbiamo cambiare nella nostra testa questo, dobbiamo diventare una cosa buona nella nostra testa. E questo pensiero di suicidio, di uccidersi, di dove viene questo? Come comincia? E può venire di varie cause. Io ho messo qua un po' che forse una condizione economica brutta, forse la tua famiglia non riesce a avere anche il cibo, un abuso fisico o emozionale, questo può succedere, una dissoluzione amorosa, o una condizione di salute, o di non accettare a se stesso come tu sei, o un bullying, un cyberbullying. Tutto questo sono cose che viene nella nostra testa e comincia a quella voce, comincia a parlare, tu non sei niente, tu sei sbagliato. Io per quello che ero nel campeggio, sa come mi piace predicare, mi piace parlare un po' della mia vita. E questo io penso che non ho mai detto a nessuno, ok? Così penso che è la prima volta che dico a qualcuno. E c'era un giorno che io sono arrivato a scuola, io era prima superiore, forse non è la stessa cosa in Brasile qua, ma era la prima superiore. E era una scuola buona, una scuola privata, che c'era tutto. E in Brasile questo è una cosa che i genitori desiderano per i figli, per avere questo studio buono. Ma quella settimana la mia mamma ha parlato con me e mi ha tolto alcune cose, mi ha detto no per alcune cose che io volevo fare. Quella proprio adolescente, mi voglio andare al McDonald's, no, non può. No, non può. E la mia mamma quella settimana era stata così con me, molto, molto, molto dura. E io sono, in questo giorno, io sono svegliato e questa voce è venuta nella mia testa. E guarda, io ero cristiano, io sono nato in una casa con i miei genitori erano cristiani, io sono cresciuto nella chiesa. E quel giorno io sono svegliato e ho fatto una lettera. Io stavo dicendo, salutando la mia mamma che stava andando via, tutto questo. Era pronta, era con me. Io sono arrivato nella scuola, la mia cugina era con me nella stessa classe. È cugina prima? Ok. Io ho dato questo a lei. Guarda, quando ritorna a casa, dà questo alla mia mamma. Lei ha preso quello, falou, non apra solo dopo. E la mia testa era così. E dopo lo Spirito Santo ha parlato con me. Cosa sta facendo? Ehi, è facile così? Come sei egoista? Egoista in italiano? Come sei egoista?
tu toglierai la sua propria vita, e gli altri che rimangono qua, cosa succederà con loro? In quel momento, per me, io pensavo che era una eternità, ma forse erano 3 minuti, 4 minuti. Io ho subito preso quella lettera, ho rasgato, distrutto, strappato e buttato via. In quel momento lo Spirito Santo ha detto: guarda, perché questo? Cosa sta succedendo? Solo perché qualcuno ti ha detto no, solo perché la sua mamma ha detto no per te, toglierà la sua vita? Ma io so come succede con gli adolescenti, con i giovani, perché la nostra vita è così, è un'evoluzione di cose che succede. E alcune volte pensiamo, è più facile così, io risolverò. Ma una cosa che io vorrei condividere con voi sono 4 punti che dobbiamo essere attenti per non avere questo pensiero che viene nella nostra testa. La prima cosa è la sofferenza costante. Alcune volte è questa cosa di sempre soffrire, avere questo soffrimento, e di tutti. Non lo so come è la tua vita ogni giorno, non lo so come è la tua vita nella scuola o nel lavoro, ma quello che io ho visto qua, da poco tempo che io sono qua in Italia, non è facile. La vita nella scuola non è facile. La vita nel lavoro qua non è facile. È una cosa che le persone sono sempre chiedendo, e questo può diventare una sofferenza costante nella tua vita. E se tu non c'è qualcosa per cambiare questo movimento di non smettere questa sofferenza, a un certo punto questo pensiero può arrivare, può succedere di arrivare o venire a te. Così dobbiamo essere molto attenti su di questo. Anche con un fallimento personale, questo è il secondo punto. Ragazzi, come avevo detto, c'è una generazione che si chiama adulti coccolati. Io non voglio che voi siate conosciuti, ok? Come adulti coccolati anche. Molte cose che succedono nella nostra vita, quando i nostri genitori dicono a noi no, è per un motivo, c'è un motivo per quello. Io sempre dico alla mia figlia, lei sarà arrabbiata con me perché lei è qua, così, ma sempre quando io ho questa argomentazione con lei, stiamo parlando un po' così, io dico a lei: guarda, quanti anni hai? Almeno io ho più 30 anni che te, almeno questo, perché lei è nata quando io ero con 31. Io non sto facendo solo per essere cattivo, no, non sto togliendo una cosa per essere cattivo, no, perché io vedo un po' avanti di quello che oggi voi puoi vedere. Ossia, quando i tuoi genitori dicono qualcosa di no, va bene, così accetta, rispetta e va avanti. Magari questo arrabbia il nostro cuore, ma dobbiamo lavorare con questo su di noi. Stavo parlando con una persona oggi un po' prima del culto, e su una cosa che lei doveva fare, e io ho chiesto cosa è successo, e lei ha detto: non è andato bene, non è andato a un buon fine.
E per me quello è stato, che dolore, perché io era certo che quello che lei riusciva a fare, ma questo non è successo, ma va bene, ho visto, ho parlato con lei e lei era tranquilla. L'anno prossimo io provo una volta in più, va bene, è così. Quanti giovani, quando ha una cosa così che succede, io non riesco a fare, vorrei togliere la mia vita perché è più facile così. Guarda, questo non è il cammino, dobbiamo pensare quale è il cammino che dobbiamo seguire. Il terzo punto sono i nostri sogni. Quanti sogni abbiamo nella nostra vita? Sai che ho un sogno che ancora non ho fatto. È un sogno di imparare a sciare. Questo è un sogno che ho. Perché in Brasile non abbiamo neve. E qua c'è, adesso un po' meno, ma c'è, si anda nella montagna, c'è neve. Posso imparare a sciare. Ma tutta la mia vita io ho avuto questo desiderio. Ma se io non sono cambiato qua, sono traslocato in Italia, forse non avevo mai riuscito a fare questo sogno. E quanti sogni abbiamo nella nostra vita? Non lo so, io penso che come giovani dobbiamo avere molto sogno. Dobbiamo sognare per quello che è la nostra vita futura. E alcune volte questo non va. Questo non va. Io ho parlato questo anche nel campeggio. E io avevo un sogno di avere un padre che era un padre diverso da quello che io ho avuto. Lui è morto quando io ero con 13 anni. Io sono cresciuto senza lui. E questo è stata una sofferenza grande per la mia vita. Anche un fallimento personale, perché anche se lui non era il meglio padre della mia vita o di tutti, era il mio padre. E crescere senza qualcuno per guidarci, per avere questo, perché noi maschi abbiamo questo bisogno di avere una referenza, anche penso che le donne, la referenza di quello, dell'attitudine di un uomo. Io avevo sogni con lui, di avere cosa per fare con lui. E dopo che lui è morto, cosa è successo? I miei sogni sono tutti fermati, perché non c'era più un padre per essere con me. E così Dio comincia a lavorare nel mio cuore, dicendo, io sono qua con te. Io sono qua con te. Vieni. Perché io posso dare queste cose a te. E quante volte anche abbiamo false speranze. Non lo so, una speranza che forse io posso dire caserei, matrimoniarei, no, non lo so come dire. È un sogno di mi casare con una persona. Ok, magari ho il sogno di sposarmi con Larissa, di sposarsi. Questo sogno forse è una falsa speranza. Non lo so cosa succede nel prossimo passo. Cosa può succedere? Non lo so. Ma e se succede qualcosa? Io devo suicidarmi perché è troppo, è brutto, è una sofferenza, non riesco a fare. No, dobbiamo pensare cosa? Che la nostra speranza è in chi? È in Dio. Ossia, tutto questo di
sofferenza, di un fallimento personale, di sogni frustrati o di false speranze, dobbiamo guardare al nostro Dio, dobbiamo parlare con Lui. Io vorrei raccontare due storie piccole. Io ho visto che Pastore Caio ha detto che oggi io dovevo parlare sul suicidio in Giappone, e questa è una delle storie. In Giappone loro hanno una cultura che si chiama una cultura di onore, ossia se tu non fa onore a un'altra persona, normalmente questa persona si suicida, perché ha rotto questa cosa di onore agli altri, e principalmente con i genitori. Sa come funziona la cultura giapponese? Scusa che la mia testa è un po' sbagliata oggi. Quando i bimbi entrano nella scuola, il maestro chiedono al genitore cosa tu, genitore, voglia che il suo figlio vorrei essere quando sia grande. Non è una scelta del bimbo, è la scelta del genitore. Ossia, Monique, cosa vorrei fare? No, io dico, Marcello, cosa vuoi che Monique fa quando lei cresce? E guarda, e Monique cresce in questo senso che io devo fare quello che il mio genitore dice. E forse lui dice, io voglio che Monique sia una dentista. Ma per Monique, lei non piace sangue, non piace queste cose, e lei vuole essere una insegnante di matematica, un'altra cosa. Ma lei non può fare il suo sogno, lei deve fare quello che il suo genitore ha scelto per lei. Immagina com'è il cuore di questo ragazzo. E quando arriva nell'università non riesce a fare, e falli e ripete l'anno così, e cosa fa? C'è un bosco in Giappone che si chiama Bosco del Suicidio. Non si può entrare in quello bosco, è bosco che si dice, vero? Prima che la polizia viene e fa un giro, e dopo tu puoi entrare. Perché? Perché ogni notte i giovani arrivano in questo bosco solo per suicidarsi, perché la sua speranza, i suoi sogni sono falliti, perché loro non hanno una speranza in Gesù, loro non hanno una speranza in Dio. In Giappone anche c'è un libro che si chiama Il manuale perfetto del suicidio. Ossia, tu puoi andare a un posto, comprare questo libro per vedere come suicidarsi. E dice, c'è un grado di paura di come le persone ci trovano, ossia si spaventa, troppo spaventoso o meno, un grado di dolore, un grado di tempo, e la forma giusta di fare questo. Guarda che è una cultura che non... Cosa manca in questa cultura? Manca una speranza in nostro Dio. Manca esattamente questo che dice qua in Lamentazione. Voglio richiamare alla mente questo, voglio sperare. Sai? La speranza, manca Dio, manca Gesù nella vostra vita. Perché? Perché loro non sa come parlare, non sa come lidar.
affrontare un problema. E questa è la principale cosa, dobbiamo sapere come affrontare i nostri problemi. Un'altra storia, e questa persona io non ho conosciuto personalmente, ma era un amico molto vicino di un pastore che era un amico mio. E questo uomo era anche un pastore. E lui era un pastore di giovani, immagina, era un pastore molto allegre, molto contente. E quando lui predicava, lui normalmente metteva un vestimento, una fantasia, un costume, per essere un po' non tanto noioso, perché lo so che la mia predica sembra un po' noiosa, io parlo troppo così, ma lui era molto felice. E cosa è successo? Alcuni altri pastori più vecchi non hanno approvato quella forma di lui fare questo. E lui è lasciato di questo, e le persone hanno cominciato a essere molto brutte con lui. E guarda, lui era un pastore. E lui ha avuto questo pensiero. E un giorno io stavo arrivando nella chiesa e questo amico mio ha detto: sa quello amico mio? Lui si è trovato morto oggi. Lui si è suicidato. Era un pastore. Cosa vorrei dire con questo per voi? Non importa dove siamo, dobbiamo sempre avere la conoscenza, sapere che questo sta circondando noi. Il diavolo sta sempre parlando con noi. Non lo so come sta la tua vita oggi. Io vorrei fare una domanda per voi, e questo io penso che è la principale cosa, come possiamo togliere questo sentimento o aiutare quello che sta cominciando a fare questo. E la mia domanda per voi è: chi di noi qua ha dimenticato il nome, un discipulatore, un mentore, un discipulatore? Puoi alzare la mano. Chi ha? 1, 2, 3, qualcuno 4, 5, 6, qualcuno che tu parla almeno 15 giorni, una volta al mese. Scusa che non sto vedendo perché sto facendo questo. C'è? E tu parla della sua vita. Siamo qua in più o meno 30 persone. Solo 6 abbiamo questo. Questo è spaventoso, non lo so se è questa parola, ma mi spaventa questo. Quanto di voi, almeno una volta a settimana, parla con i vostri genitori sul suo cuore, quello che succede nella sua vita? 1, per quello che ha genitori ancora. 2, 3, 4. E questo è una sfida per voi. Alcune volte è difficile. Io guardo il mio genitore e guardo, troppo vecchio, non riesce a capire quello che sto dicendo. Ehi, guarda, loro hanno già stato così nello stesso
nelle stesse età di voi. Non sembra, ma sì, loro sono cresciuti così. E questa è una sfida per voi. E anche, non lo so se c'è genitori qua, e anche per voi genitori. Questa forma di discepolato, di mentoring, deve cominciare dentro della nostra casa. La mia figlia non sa, ma io faccio questo con lei. Io sempre domando cose, io chiesto come sta la tua vita, cosa è successo oggi, hai fatto la sua meditazione, perché dobbiamo aprire il nostro cuore, e aprire il cuore per gli altri è difficile. Così dobbiamo aprire il nostro cuore per quello che abbiamo fiducia. E almeno io penso che i genitori sono le persone che sono più affidabili, non lo so se posso dire questo, che sono vicino a noi. È il primo passo. Così dobbiamo cercare questo. Guarda, i miei genitori sono troppo difficili, sono cattivi, nanana. Ok, chi è a fianco a te? Chi è la persona che può aiutarti, che può parlare con te? Questa è una sfida per la nostra Chiesa. Dobbiamo pensare come parlare. Se guardiamo questa cultura giapponese, è una cultura che non parla, è una cultura che sono molto chiuso. E così è più facile togliere la vita che parlare con qualcuno, di cambiare, di curare il cuore. E questa è la mia sfida per voi oggi. È trovare una persona che tu possa contare su di lei. E anche essere disponibile per qualcuno contare su di te. Ossia, possiamo parlare, possiamo avere questo cambiamento, aprire il cuore. Così possiamo togliere questo pensamento, questa cosa della nostra vita. E quando succede un fallimento, quando un pensiero che non va bene o non lo so, qualche cosa che va male, tu puoi parlare con qualcuno e questa persona può parlare con te e tu apri il tuo cuore e così prega insieme e Dio viene e cambia tutto. Vero? E questo che io vorrei parlare con voi oggi. Non lo so come è la tua vita, non lo so cosa c'è dentro del tuo cuore, non lo so cosa sta bruciando dentro del tuo cuore. Se c'è un dolore che succede nella scuola, nel lavoro, forse hai bisogno di una cura. Io vorrei che in questo momento tu potessi chiudere i vostri occhi e pensare: cosa sta succedendo nella mia vita? Come è il mio cuore oggi? Il mio cuore è ferito di una parola brutta che qualcuno mi ha detto e così io voglio fermare tutto. Il mio cuore è ferito perché c'è un maestro, c'è un insegnante, un professore che mi ha parlato male. Sto soffrendo un bullying. Cosa succede nella tua vita? Non lo so. Ma Dio sa questo. E in questo momento Lui sta chiedendo che tu possa dare il tuo cuore a Lui. E se in questo momento c'è un desiderio di dare un passo al Signore, una decisione, anche di dire:
Dio, sono qua, prendi il mio cuore. Io ho bisogno che tu curi il mio cuore. Si può alzare la tua mano? Sono tutti con gli occhi chiusi, che io posso pregare per te. Non lo so, io farò un passo di fede. Per te chi ha alzato la sua mano, si può venire qua. Per tutti gli altri, rimani con gli occhi chiusi, per favore. Per voi che hanno alzato la mano, si riesce a dare un passo di fede e venire qua davanti, che io e Rubens faremo una preghiera per voi. E così possiamo... Anche se la camera non, per favore non filmare le persone qua. Amen. Io voglio pregare per voi. Dio, tu hai il cuore di tutte queste persone nelle tue mani. Tu sai quello che succede. Io ho visto, Dio, che più di una persona ha alzato la mano. Ma anche così, Dio, che il tuo Spirito Santo possa venire nel cuore di questi che hanno alzato le mani. Io ti prego, Dio, per riempi i vostri figli, Dio, con il tuo Spirito Santo. Che il tuo Spirito Santo in questo momento possa curare, Dio, che loro possano sentire questo amore, questo fuoco che viene da te. Grazie per questo momento, Dio, grazie perché tu sei meraviglioso e sta cambiando la nostra vita, cambiando il nostro cuore. In nome di Gesù che prego. Amen. Adesso ci sarà il nostro momento di offerte, decime, e canterò il tuo amore per sempre. Vi chiedo di stare in piedi e se avete qualcosa da offrire al Signore dal punto di vista monetario potete offrirlo, potete farlo adesso. E grazie per tutte le persone che invece al Signore hanno offerto il loro cuore. Luca, se hai la gentilezza di togliere Oceans come sottofondo. Possiamo cantare Oceans, nessun problema. Amen. Alziamoci per lodare, adorare il nostro Dio. Momento di offerta,
di decima. Anche noi nel culto giovani dobbiamo imparare a lodare, ringraziare e adorare il nostro Dio, portando la nostra offerta, la nostra decima. Amen? Il fiume del tuo amor per me, dalle montagne al mare va il cuore. Vamos di nuovo, non c'è problema. È così che funziona. Pedro, mi aiuta aí, Pedro. Il fiume del cuore, 1, 2, 3, vai! Il fiume del tuo amor, e le montagne al mare va, il cuore apre a te che guarigione. Io vivo nella verità e ogni giorno gioia dà, e sempre canterò del tuo amore, canterò del tuo amore, canterò del tuo amore per sempre, canterò del tuo amore per sempre, canterò del tuo amore per sempre, canterò dall'inizio il fiume del tuo amor per me, dalle montagne al mare va, il cuore apro a te che guarigione e libertà mi dai, io vivo nella verità che ogni giorno gioia dà, e sempre canterò del tuo amor per sempre, 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 canterò del tuo amor per sempre. Sento di ballare per la gioia che ho in me. Se la luce mostrerò, ballerà anche il mondo di gioia come noi, canterò del tuo amore per sempre, canterò del tuo amore per sempre, canterò del tuo amore per sempre, canterò del tuo amore per sempre. Signore, ti ringrazio per le offerte di questa sera, Padre. Ti chiedo che possano essere amministrate nel modo migliore, Padre, secondo la tua opera, secondo la tua volontà. Signore, so che hai grandi piani per questa Chiesa, hai grandi piani per il gruppo giovani, per il gruppo adolescenti, per il gruppo preadolescenti, Padre. Stai aggiungendo ogni volta di più, Signore, ti ringrazio infinitamente per questo, Signore. Ti ringrazio per le persone che questa sera hanno offerto il loro cuore a te, che o ti hanno accettato, che magari hanno accettato di farsi guarire da te, Padre. Ti chiedo di benedire le loro vite, di farsi aiutare dai fratelli che hanno intorno, Padre, nella loro vita spirituale insieme a te, Signore. Ti ringrazio per questo incontro, Signore, e ti chiedo che quando adesso ci rivedremo nelle varie stanze, che possa essere un momento di condivisione fraterna, che le persone che ne hanno bisogno magari possano aprirsi, possono parlarne dei loro problemi magari, e ti ringrazio, Padre, se succederà. Amen. Potete accomodarvi prima di andare a fare i nostri piccoli gruppi. C'è qualche avviso? Monique, Giada, chi fa avviso? Pastora Giada, vieni. Pastora Giada Sanfelice. Ok.
Niente, soliti avvisi, faccio un piccolo ripasso veloce. Ogni giovedì alle 21 su Discord abbiamo i nostri incontri di preghiera. Se avete bisogno di sapere come fare, chiedetemi pure. I nostri incontri di sabato prossimo parleremo dell'ira, sempre alle ore 19. Invitate sempre amici, parenti. Prossimo. Campeggio, per chi non è ancora iscritto, iscrivetevi. E basta? Basta? Finito. Grazie per l'attenzione e possiamo dividerci. Sì. Aiutarmi a rinforzare. Marcello con preadolescenti, Giorgia, Ok. Bella, Rulli, Emanuele. Ok, preadolescenti c'è Pastore Marcello e la Giorgia seguirà maschi.